E quindi io voglio solo, chiaramente, con quelli che hanno avuto il coraggio di rimanere fino alla fine, dire qualcosa anche molto brevemente, quindi la parola relazione non è adeguata. Perché sto parlando? Perché mi hanno invitato a parlare? 5 anni fa, assessore di Rindin, presidente della regione Soru, iniziamo un'avventura nella comunità La Collina, accogliendo 2 anni e mezzo è durata, il progetto era di 2 anni ma siamo riusciti a allungarlo con le risorse finanziarie, 10 ragazzi con problemi psichiatrici, 2 provenienti dall'OPG e gli altri 8 evitando di mandarli in OPG. Parlo di ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni, quindi cosiddetti giovani adulti, quindi con l'intervento del Tribunale e con la lungimiranza dell'allora assessore di Rindin. Finita questa esperienza, la nuova giunta Cappellacci tagliò subito, e qui parliamo della Sardegna, dopo aver visto ad ampio raggio i problemi. Parlo della Sardegna, in particolare della ASL 8. Dalla nuova giunta Cappellacci è stata interrotta questa sperimentazione, così veniva definita, per evitare l'invio negli OPG dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Cosa è avvenuto? Silenzio totale. La nuova giunta Cappellacci ha messo da parte la psichiatria, so dirlo Pierpaolo, perché evidentemente erano problemi loro e non pensavano che fossero anche di altri. Mettendo da parte la psichiatria si è interrotto questa sperimentazione, questa cosa di cui oggi Augusto Contu parla e che sa bene perché avevamo fatto degli incontri. Quindi con la nuova giunta, Augusto Contu, c'è qui lo psichiatra Mammeli, pian piano si sono allontanati evitando di proseguire questa esperienza. Perché? Evidentemente non interessava questo problema. Allora, il mio discorso vuole essere soprattutto politico, richiamare la responsabilità degli amministratori e dei politici. Che cosa vogliamo fare di questi ragazzi? Perché io di questi parlo soprattutto, dove l'OPG non è certo la risposta più adeguata per affrontare i problemi che hanno espresso con un comportamento deviante, criminale. Ecco il problema che io voglio porre oggi. Cosa vuole fare la Sardegna? Cosa vuole fare l'assessorato alla sanità? Perché noi, con l'idea di riprendere questo discorso, dall'aprile dello scorso anno abbiamo iniziato una formazione di psicologi, di psichiatri, per riavviare una struttura che potesse accogliere alcuni provenienti dagli OPG, che sarebbero dovuti essere chiusi già 2 o 3 anni fa. Spero che sia l'ultima data, questa del 31 marzo, perché non sono molto tranquillo. Il ritardo della regione, e mi riferisco tutto a Pierpaolo, che ci è voluto una forzatura per dargli alcune ore di lavoro perché potesse lavorare su questo settore. Ricordi l'incontro con l'assessore Arru? Perché o ci rendiamo conto che queste persone hanno bisogno di un tipo di intervento diverso dalla reclusione, e qui visto che c'è il magistrato mi capisce bene, che deve prevalere la cura sulla custodia, che non ci può essere custodia senza cura. Allora la responsabilità diventa di carattere politico, di carattere di ciascuno di noi come cittadini, che dobbiamo richiamare l'attenzione a queste persone. Uso il termine che usa il Papa pensando, quando parla di senza lavoro e degli anziani, degli scartati della nostra società, ma non perché sono nati così, ma perché si hanno responsabilità gravi all'interno della nostra società quando questi esprimono patologie psichiatriche. E allora noi li escludiamo, li emarginiamo per custodirli. Ne hanno parlato sicuramente tanti molto più esperti addentro di me. Allora questo è importante, che la regione si muova, che chi ha detto a questo, siamo da mesi che ne parliamo, stiamo rimandando, sì, ha detto Antonello, bisogna lavorare alacremente, tabolinare alacremente. Ma ci vuole tanto, caro Pierpaolo, mettersi attorno a un tavolo e discutere, parlare, rimandare ancora di giorni e di mesi.
Si affrontano problemi molto più gravi in pochi giorni. Possibile che non affrontiamo questo problema? Insomma, la politica vuole o no dare una risposta a questo problema così grave della nostra società? Questo è il mio tipo di intervento. E quindi, caro dottor Augusto Contu, comunità, certo, le piccole comunità. Non possono essere comunità di 13, addirittura, come si parla, di 40. Ma capiamo o no che la relazione che si può individuare con queste persone, che è la prima terapia che noi possiamo fare, che sono i piccoli gruppi che noi possiamo accogliere, possiamo accompagnare in questo cammino di riabilitazione. Perché siamo ancora così in ritardo? Perché mancano appena 3 mesi alla chiusura degli OPG e non siamo ancora preparati, mentre altre regioni d'Italia si sono preparate, hanno già trovato strutture alternative a questo. Allora il mio discorso è solo questo, di darci una mossa, di assumerci questa responsabilità politica come società, come comunità, come professionisti, per richiamare chi ha le responsabilità decisionali su questo. Questo è l'appello che io voglio fare e che sento molto fortemente, perché anche in questo momento, lavorando dentro il carcere, sia nei minori come cappellano, dove ci stanno arrivando ragazzi con problemi psichiatrici, non di devianza, sempre più questo è il problema che esprimono i nostri ragazzi, ma li possiamo ancora tenere chiusi dentro un carcere? Ma che responsabilità abbiamo di definirci ancora società civile? Allora l'appello ai politici, che non ci sono chiaramente, ma che noi possiamo farci portavoce ai politici, perché finalmente si assumano delle decisioni concrete, si parta al più presto nel dare risposte professionalmente efficaci, capaci di accogliere la persona con i suoi problemi, nella relazione con loro, perché possano trovare in noi delle persone che li accompagnano in questo momento così difficile della loro vita.